di governo, Salvini chiede il voto a ottobre, si candida premier, scontro aperto con il Presidente del Consiglio Conte, l'attacco degli industriali veneti, doveva essere il governo del cambiamento, è stato quello dei rinvii, resta al palo l'autonomia. Crack banche popolari, se dovesse andare al voto il fondo indennizzo per i risparmiatori è comunque salvo, la rassicurazione dell'associazione Zelino Terzo da Onara ai risparmiatori traditi. Caso caro affitti Ater, le Ater stesse dichiarano guerra ai furbetti delle case popolari e rassicurano nessuno sfratto a chi è in necessità. Oggi l'autopsia sulla salma dell'operaio 42enne di Grisignano di Zocco, trovato morto nel box doccia con un coltello piantato nel petto, il corpo rinvenuto dopo giorni dal decesso. Incidente sul lavoro, scoppia il tubo di raffreddamento, operaio investito dal getto d'acqua a 70 gradi, il dramma nel Padovano. Auto si schianta contro un'abitazione a Codevigo dopo essere uscita di strada improvvisamente, 4 feriti, gravissimo la ragazza. Ha contribuito a risolvere o riaprire casi giudiziari la veneziana Sara Cordelli, una delle principali grafologhe forensi italiane. L'ultima indagine ha riaperto un caso di più di 15 anni fa. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la crisi di governo ufficialmente aperta da ieri sera con un Matteo Salvini che chiede il voto il prima possibile, quindi sarebbe ottobre, candidandosi anche a premier, ma c'è anche lo scontro in parallelo con il Presidente attuale del Consiglio Conte. Nella conferenza stampa di ieri ha attaccato duramente i toni e le frasi dello stesso Salvini. Intanto il Veneto resta a guardare, c'è la critica degli industriali veneti che dicono doveva essere il governo del cambiamento, è stato quello invece dei rinvii e ovviamente si guarda anche a cosa potrà accadere per l'autonomia. Non è un momento in cui ci possiamo permettere dei no. È per questo che io, che sono l'uomo più paziente del mondo, non sopporto più i no. No qui, no là, no su, no giù. C'è bisogno di fare, di costruire, di scavare, di viaggiare, di lavorare. È tutto in sospeso. Non permetterò più che si alimenti la narrativa di un governo che non opera, di un governo dei no. Questo governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani. A Roma volano gli stracci, in Veneto si sta a guardare con inquietudine e sono le categorie economiche a tracciare un quadro chiaro, soprattutto perché alle porte c'è una manovra da affrontare. Le schermaglie di ieri sono l'atto finale di un governo che si autoproclamava del cambiamento e che invece ha continuamente rinviato qualsiasi decisione potesse avere un impatto sul paese, attacca Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza. Penso alla riduzione del cuneo fiscale ormai dimenticata, all'autonomia differenziata ancora impantanata e alla TAV. Quello che è stato fatto invece è stato accontentare le proprie reciproche sacche di voto, sottolinea, una strategia di governo che ci ha portati a un mercato del lavoro più rigido, a un ritorno allo statalismo che non ha veramente alcun senso e che ha spaventato gli investitori italiani ed esteri. E mentre lo spread torna a volare, ci si interroga sui tempi, altro terreno di scontro ormai aperto tra ex alleati. Noi sfidiamo i 900 parlamentari della Repubblica Italiana a presentarsi in Parlamento settimana prossima, a giustificare lo stipendio che prendono. Chi vuole dire sì dirà sì, chi vuole dire no dirà no. Non spetta evidentemente al Ministro dell'Interno convocare le Camere, non spetta al Ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben altri attori istituzionali. Al voto, grida Salvini che già si candida a premier, ma sarà necessario il passaggio parlamentare. Bisognerà capire se ci sono i tempi tecnici per andare al voto a ottobre, come circolato in queste ore. Conte si presenterà alle Camere la prossima settimana, sul piatto una crisi che potrebbe portare alle sue dimissioni, mantenendo però il governo in piedi per l'ordinaria amministrazione, mentre l'ipotesi di un governo tecnico è quella nella quale sia Movimento 5 Stelle che Lega si trovano, caso unico, d'accordo nel rigettare. Ex alleati ormai apertamente contro, la base leghista in Veneto festeggia per la fine di un rapporto mai veramente nato e troppi ospi ingoiati. In regione intanto il consigliere pentastellato Scarabel affida a Facebook il suo attacco a Salvini, definito Mona. Resta però una spina nel fianco, proprio del Veneto, che fine farà l'autonomia? Io so che ho una cartellina con scritto autonomia
e fino ad ora non ho visto risultati. Se dovessi ragionare in base a quei risultati dico che c'è da arrabbiarsi, visto e considerato che sono già passati 660 giorni dal referendum e ci sono tutti i presupposti per fare l'autonomia. 656 giorni di attesa che rischiano di allungarsi sempre di più. E intanto la crisi di governo getta un'ombra anche sul fondo indennizio per i risparmiatori, ma parliamo del crack banche popolari, ma l'associazione Zelino Terzo da Onara rassicura il fondo è comunque salvo, ma per poter riscuotere ci sono ancora alcuni passaggi da fare. Fondo indennizzo per i risparmiatori, la firma da parte del ministro Tria del terzo decreto attuativo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle associazioni e ai tanti risparmiatori che ormai da anni si battono per far valere i propri diritti e che in queste ore sono informati direttamente via SMS o mail. Una firma pesante, ma prima di poter riscuotere ci sono ancora alcuni passi importanti che devono essere fatti. Abbiamo sollecitato subito il ministro Tria in quanto attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è l'atto definitivo della partenza del fondo, oltre le procedure della commissione tecnica per accedere al fondo. Di questi tempi politicamente incerti, con un governo sull'orlo delle urne, non mancano i timori che giunti alla meta il fondo possa sfumare. No, il fondo non è più a rischio perché la procedura al MEF è stata ultimata, quindi se dovesse andare in crisi o dovesse saltare il governo, l'iter delle procedure andrà avanti per la sua strada. In attesa degli ultimi adempimenti tecnici, ai risparmiatori si raccomanda di avere i documenti bancari che certifichino l'acquisto dei titoli. Chi li avesse smarriti deve chiederli a Banca Intesa in quanto banca cessionaria. Il rischio dunque sembra evitato in memoria anche di quelle tante, troppe vittime del crack delle banche popolari. Il Veneto negli ultimi 5 anni risulta la regione con più imprenditori che si sono tolti la vita, con una percentuale che supera il 30%. 59 i soci delle ex popolari che si sono tolti la vita, 600 le persone assistite del servizio regionale di assistenza psicologica, inoltre telefonando all'800 33 43 43. Sono i numeri di quello che è stato il dramma di un territorio. A chi oggi permane in difficoltà, il fondo da miraggio si trasforma finalmente in realtà. Adesso il caso del caro affitti Ater e le proteste che continuano da parte di gruppi di inquilini. Una è prevista questa sera in territorio di Marghera intorno alle 18:30. Ater di Venezia però rassicura nessuno sfratto degli alloggi Ater per chi sfora l'ISEE per aver messo da parte qualche risparmio. Lo dice il presidente di Ater Venezia, Raffaele Speranzon, che però dichiara guerra ai furbetti delle case popolari. Io mi sento di rassicurare assolutamente tutti coloro i quali hanno i requisiti per restare all'interno delle case popolari. Di fronte alla disperazione manifestata da veneziani e mestrini che temono di trovarsi in mezzo a una strada con la riforma regionale delle case popolari, interviene il presidente dell'Ater di Venezia, Raffaele Speranzon. Il provvedimento subirà dei correttivi, ha spiegato, per non colpire chi sfora l'ISEE, ma ha tutto il diritto a rimanere dov'è. Faccio riferimento ad esempio a quegli anziani che hanno la pensione di reversibilità del marito che è morto qualche anno fa, oppure che semplicemente hanno fatto una vita votata al risparmio e che hanno accumulato nel corso di decenni qualche decina di migliaia di euro nella speranza di non dover gravare sullo Stato o sui familiari più prossimi nel caso di necessità per la casa di riposo piuttosto che per una badante, per l'ospedale, per le medicine, per il funerale o per lasciare 2-3 mila euro a testa ai 3-4 nipotini che hanno. Ecco, quindi non sono questi i furbi che noi vogliamo cacciare dalle case popolari. La riforma colpirà viceversa chi occupa le case senza averne i requisiti. Coloro i quali hanno centinaia di migliaia di euro in conto corrente, allora in quel caso è del tutto evidente che queste persone hanno la possibilità di andare nel mercato privato e quindi di affittarsi una casa oppure di acquistarsene una pagando un mutuo come fanno tantissimi loro concittadini. Speranzon risponde anche a chi denuncia 1500 alloggi vuoti dell'Ater in Comune di Venezia. Un buon numero degli appartamenti sfitti nel Comune di Venezia ci sono anche perché in questi anni non sono stati fatti bandi da parte del Comune, bandi ERP, per cui noi abbiamo tanti appartamenti che sono pronti ma non
consegnarli fin tanto che non abbiamo una graduatoria valida che ci può consegnare solo il Comune di Venezia. Apriamo la pagina della cronaca adesso con il giallo di Grisignano di Zocco, il corpo dell'operaio trovato giorni dopo il decesso nel box doccia dissanguato. Oggi l'autopsia sulla salma dell'operaio 42enne di Grisignano di Zocco, trovato morto nel box doccia con un coltello piantato nel petto. Il corpo senza vita è stato rinvenuto dopo giorni dal decesso, un giallo su cui stanno indagando i carabinieri. A dare l'allarme ai vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco perché sentivano un odore tremendo provenire dall'appartamento al primo piano della palazzina dove viveva l'operaio, che non aveva dato sue notizie da tempo ai familiari. Quando i pompieri sono entrati, la macabra scoperta, al momento nessuna ipotesi è esclusa e se in attesa dell'esito, dicevamo, dell'esame autoptico per fare chiarezza sulla vicenda. Ed ora il grave incidente sul lavoro avvenuto nel Padovano con un operaio investito da un getto bollente di acqua. Grave infortunio sul lavoro nella notte tra giovedì e venerdì in un'azienda di Piazzola sul Brenta, all'interno della ditta di lavorazione di materie plastiche SIR in via San Silvestro. È esploso il sistema di raffreddamento di un macchinario e il getto d'acqua a 70 gradi ha colpito un operaio. Il 37enne romeno, dipendente della ditta, stava eseguendo alcuni lavori sul macchinario quando all'improvviso è stato investito nella parte destra del corpo da uno spruzzo d'acqua alla temperatura di 70 gradi. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi che l'hanno aiutato in attesa dei medici del 118. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato in ospedale a Cittadella e curato per le bruciature. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal che dovranno indagare sull'esatta dinamica di quanto avvenuto. E adesso un grave incidente avvenuto a Codevigo, un'auto che addirittura si è schiantata contro un'abitazione. Sul campo ancora la scia della coltivazione, schiacciata dall'auto che ha terminato la sua folle corsa contro una casa in aperta campagna a Codevigo. Grave incidente stradale giovedì sera, una Ford Fiesta con 4 giovani a bordo è finita fuori strada schiantandosi contro il muro di un'abitazione. 3 ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti, in particolare una giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di Padova, mentre gli altri 3 amici sono stati portati in pronto soccorso a Piove di Sacco. I giovani sono stati estratti dai pompieri dall'auto mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi. È un uomo di 32 anni di Bassano del Grappa, amministratore unico di una società di compravendita di autovetture usate, è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Udine per aver incassato 15.000 euro per la vendita di un'auto mai consegnata all'acquirente. Le indagini dei militari dell'Arma sono partite dopo la denuncia sporta da un 33enne udinese. Il venditore aveva posto in vendita un'automobile su internet e a giugno aveva incontrato l'acquirente per fargli provare la vettura. L'uomo poi si era fatto trasferire a mezzo bonifico la somma di 15.000 euro senza però onorare la vendita. Torniamo a Padova adesso per tornare a parlare della rissa, lo ricorderete, in centro a Padova tra stranieri, con un video che ha fatto il giro del web. E anche uno scontro verbale molto forte tra il sindaco Giordani e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, uno scontro nel quale poi Giordani ha in qualche modo profetizzato la crisi di governo. Vai. La rissa tra stranieri in via Valeria a Padova diventa terreno di scontro tra il ministro dell'Interno e il sindaco della città del Santo. Se da un lato Salvini attacca l'amministrazione patavina sulla sicurezza, un Giordani, novello Nostradamus, rispondendo con una nota ufficiale, annuncia la crisi di governo che si concretizzerà nella tarda serata di giovedì. Capisco che in queste ore sta partendo l'ennesima campagna elettorale che porterà a ogni genere di esagerazione e strumentalizzazioni su ogni cosa, ma Salvini, se può, lasci stare Padova, scrive Giordani. Mai parole furono più profetiche. La nota di Palazzo Moroni infatti arriva alle 18:30. Poche ore dopo Salvini da Pescara apre la crisi di governo. Ad accendere la miccia dello scontro tra i due era stato il video nella rissa in mezzo alla strada tra stranieri avvenuta 2 giorni prima a pochi passi dal centro città. Il ministro dell'Interno aveva commentato le immagini diffuse nei social dal parlamentare leghista Massimo Bitonci. Scene dalla tollerante e accogliente
Padova del PD. E poi il problema per i buonisti è il decreto sicurezza disumano e Salvini criminale. Poveretti evidentemente vivono su un altro pianeta. L'Italia ha cominciato a rialzare la testa, state tranquilli che indietro non si torna. Queste le parole di Salvini, frasi che hanno fatto adirare il sindaco Giordani. Qui siamo tranquilli, la città lavora per il suo futuro e non sentiamo il bisogno di liti o di ministri che denigrino la nostra bella Padova, anzi se può, dato che è ancora ministro degli interni, dia una mano per garantire nei fatti sempre più sicurezza, risponde Giordani, profetizzando così un'imminente caduta del governo. Se cade il governo, ora i partiti si attaccheranno per mesi, ma lasciano fuori la mia città dalla loro propaganda, conclude Sergio Giordani. È stato trovato il boa scappato ieri sera da una teca di un'abitazione privata nella zona di Castello di Godoco, lo abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di Treviso. Dopo 4 ore di ricerche il rettile lungo 1,70 m è stato visto sotto un cumulo di foglie nello stesso giardino della casa da cui era fuggito. L'animale è di proprietà di un 35enne residente in un comune limitrofo. Il residente a Poggiana di Riese, Pio X, si era trasferito da qualche tempo a Castello di Godoco per poter svolgere dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione. Fatale è stata la distrazione di pochissimi istanti con la fuga poi del serpente. Alle 20:30 il rettile è stato trovato dal suo proprietario nascosto sotto un mucchio di foglie in giardino, quindi un sospiro di sollievo per chi aveva sentito ovviamente questa notizia un po' allarmante. Adesso a Venezia per conoscere Sara Cordella, che è una delle principali grafologhe forensi italiane e che ha contribuito a risolvere e a riaprire numerosi casi giudiziari. Da un semplice tratto di penna su un foglio di carta si possono intuire molte più cose di quanto si possa immaginare. Di grafologi in Italia ce ne sono parecchi, di grafologi forensi specializzati in campo penale e criminologico molti di meno. Uno dei pochi vive proprio a Venezia. Lettere, disegni, semplici firme possono dire molto a chi come Sara Cordella ci lavora da anni. Uno degli ultimi casi di cui si è occupata ha portato la settimana scorsa alla richiesta di 5 rinvii a giudizio, tra cui persino carabinieri, per l'omicidio di una 18enne della provincia di Frosinone, messo in correlazione col suicidio di un brigadiere. E abbiamo trovato degli elementi molto importanti che andavano a collegare il suicidio del carabiniere alla morte di Serena Mollicone. Questo ha permesso non solo la riapertura del caso di suicidio, che è diventato istigazione al suicidio per Santino Tuzzi, ma addirittura di andare a processo per la morte di Serena Mollicone. Dalle lettere di Aldo Moro durante il rapimento ai suicidi di Luigi Tenco o di Raul Gardini, dalla scomparsa di Emanuela Orlandi all'assassinio di Ilaria Alpi, fino alle firme di importanti politici nel caso Ustica, una fetta significativa di storia italiana e dei suoi misteri è passata per le consulenze di questa grafologa veneziana. Ma i casi trattati portano anche all'attualità veneta, come nel caso della padovana Isabella Noventa. E Isabella Noventa scompare, ma prima della scomparsa ci sono tutta una serie di cose anomale che succedono, tra cui un'attività di stalking. Isabella Noventa riceveva tutta una serie di lettere anonime che fino al momento della scomparsa erano state sottovalutate. Io ho lavorato per questo caso, lavorando appunto sulle lettere anonime alla ricerca del possibile emittente di queste lettere. Oggi a mano si scrive sempre meno, ma ciò non significa che non si possano lasciare tracce della propria identità anche scrivendo al computer o sul cellulare, e la cosiddetta linguistica forense. Si lavora sulla lunghezza della frase, sul tipo di terminologia, sulla collocazione di aggettivi e di avverbi e sulla punteggiatura. Da quello si crea un profilo linguistico della persona che, se è sovrapponibile, ci fa parlare di identità di persona anche laddove non scriviamo con la penna a mano. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Mancano 20 giorni all'apertura della mostra del cinema di Venezia, e a parlarne in questi giorni è una grande protagonista del cinema e del teatro italiano, Ottavia Piccolo. E secondo me mi hanno dato il premio perché quell'anno avevano 2 attrici italiane alle quali lo potevano dare, cioè Monica Vitti e Sofia Loren. Secondo me, per non fare litigare Monica Vitti e Sofia Loren, l'hanno dato a me, perché davvero io ero molto giovane, molto carina, giusta nella parte, ma insomma niente d'eccezionale. Il film però era bello. Incontrare Ottavia Piccolo è sempre un dono prezioso. Sono tornata a Cannes qualche anno dopo.
parecchi anni dopo con un altro film eccezionale che era La famiglia di Ettore Scola, con un gruppo di attori straordinario da Gassman alla Sandrelli, Fanny Ardant, Philippe Noiret. Molte aspettative per la prossima edizione che si aprirà a Lido il 29 agosto. Questi ultimi anni ha avuto un rilancio grazie al fatto che il direttore ha scelto sempre, e il suo gruppo hanno scelto sempre dei film che poi hanno vinto addirittura l'Oscar. Poi l'attrice esalta il ruolo della Biennale. La Biennale in generale per Venezia e per il mondo della cultura è importante. Penso in questi giorni c'è anche la Biennale Teatro, che è piena di iniziative, piena di cose, cioè subito dopo ci sarà la Biennale Musica. Ma Ottavia, in fondo, un pensierino alla Mostra del Cinema di Venezia lo farebbe? È un po' che non faccio film, l'ultimo film che ho fatto, 7 minuti, con la regia di Michele Placido, non è stato invitato alla mostra e allora siamo andati da un'altra parte. Il viaggio musicale del maestro Diego Basso per sostenere le montagne e le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia si conclude il prossimo 10 agosto, un concerto a Falcade. Siamo a Falcade, siamo nel Bosco degli Artisti, dove il 10 agosto alle 11:30 porteremo un'orchestra, l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, 54 elementi e i ragazzi di Art Voice Academy, per un grande concerto, il concerto La mia terra, un concerto ideato per la montagna veneta. Musica, solidarietà e cultura sono le parole chiave del progetto musicale del direttore d'orchestra trevigiano Diego Basso, ideato per sostenere le montagne e le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre, che ha causato danni per 1,5 miliardi di euro e più di 400 persone evacuate. Questi alberi sono alberi che sono stati distrutti da questa tempesta, la tempesta perfetta è stata nominata, però noi vogliamo accarezzarli, vogliamo stare con loro. E da qui nascerà la musica, nascerà la nuova energia, nascerà nuova vita. Una nuova vita dunque quella che si prospetta per le montagne bellunesi, esaltati dai suoni e dalle voci che proprio domenica risuoneranno sul palcoscenico naturale del Bosco degli Artisti. Ad accompagnare l'orchestra diretta da Basso un coro di giovani di Castelfranco Veneto. Oltre ai 54 orchestrali porteremo 40 giovani di Art Voice Academy, perché la rinascita parte dai ragazzi, parte dai bambini, parte dai giovani, quindi noi vorremmo che tutto il bosco rinascesse e così con un po' di musica e un po' di energia diamo il nostro contributo perché tutto questo avvenga. Il concerto di Falcade, che rientra tra le iniziative dedicate ai 10 anni Dolomiti UNESCO e tra gli eventi di solidarietà promossi dalla Regione del Veneto per la montagna. Il ricavato verrà versato nel conto corrente aperto proprio dalla Regione a poche settimane dal disastro. Un viaggio musicale, come lo stesso Basso lo definisce, iniziato con un altro concerto lo scorso 23 marzo al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, ora entrato nel circuito dello Stabile del Veneto e che non poteva non concludersi a Falcade, termina il direttore, tra le montagne che hanno la musica dentro. Siamo in chiusura, i riferimenti per lo dico ad Antenna per segnalare problemi e disservizi, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 02 30898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. E questa sera a 20:10 inevitabilmente tutte le ripercussioni anche nel nostro territorio della crisi di governo, e lo faremo con l'onorevole Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, e Simonetta Rubinato del Partito Democratico. Peraltro oggi è stata inviata anche una lettera al vertice del PD nazionale da 18 sindaci di capoluoghi del Partito Democratico, tra i quali anche il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, che chiedono ai vertici del PD di contare di più nelle loro decisioni. Allora staremo a vedere con Gian Antonio D'Arè e Simonetta Rubinato cosa accadrà poi anche nel corso del pomeriggio. Questo è l'appuntamento con 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. Adesso invece vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'anticiclone che torna dunque ad espandersi sul nostro territorio a garanzia di una giornata di bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 9 agosto.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo infatti si manterrà sereno dappertutto. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Valori minimi in aumento tra 17 e 22 gradi, temperature massime comprese invece tra 29 e 33 gradi. Sarà asciutto e stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà decisamente soleggiata come vediamo e anche in questo caso non sono previste piogge. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra 29 e 31 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno al massimo velato sui settori alpini di confine. Temperature in ripresa, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 33 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.